un giorno chiusi in un pulmino in cui tutti insieme abbiamo messo all'interno di questo calderone delle idee. Queste idee le stiamo portando tutte avanti, tutte insieme. Grazie ad Alessandro che ci ha creduto, l'assessore, grazie ad Andrea che con la Croce Rossa si è prodigato anche lui in questo. E penso veramente che sia una grande magia e soprattutto anche grazie a Renati che si è messo a disposizione per fare questa meravigliosa zuppa. Tutti gli orti della nostra regione hanno contribuito a fare questo. Tutti abbiamo fatto la nostra parte, gli agricoltori ci hanno dato le verdure, noi le abbiamo tagliate, qui le abbiamo cucinate e ora la Croce Rossa le porterà a chi ne ha bisogno. Da questa idea dello chef Emanuele Scarello è partita l'iniziativa solidale che il comune di Udine ha sposato subito insieme a Coldiretti, Croce Rossa Italiana, Fondazione Renati e lo staff degli amici di Godia, ovviamente. È nato così il brasato di verdure solidare, una zuppa fatta con tanta passione. Tutto a chilometro zero, con verdure donate da Campagna Amica, realizzato in una cucina professionale da uno chef stellato affiancato dalla fidata sorella Michela. Di certo qualcosa di difficilmente immaginabile per le 150 famiglie, quasi 1 migliaio di persone che di solito sono abituate ad arrangiarsi con cibi decisamente diversi. Tanto lavoro, tantissima passione per mostrare vicinanza alle famiglie bisognose con il sostegno della Croce Rossa Italiana, un'idea e un'attività così bella che anche il vice sindaco Alessandro Venanzi non ha resistito dal mettersi ai fornelli. È un'iniziativa che è nata un po' per gioco assieme a Emanuele, tra l'altro che è il mio vicino di casa, ed è nata appunto l'idea di fare qualcosa anche in più in una manifestazione che ha, diciamo, il cibo, la cultura del cibo inserita al suo interno, di fare qualcosa anche per gli altri. Da lì la collaborazione con i Renati, con il suo presidente, con la Coldiretti e appunto la Croce Rossa che sarà il soggetto beneficiario di questa giornata, di questa zuppa, di queste pietanze che sono state preparate proprio per chi insomma evidentemente è meno fortunato, e quindi un'iniziativa che ci piacerebbe mantenere come tradizione, come nuova tradizione da avviare e da mantenere a fluido.